Torniamo adesso a parlare di una vicenda di cui vi abbiamo reso conto proprio ieri. Il Comune di Feltre chiede e ottiene dall'ospedale la disponibilità delle celle mortuarie refrigerate fino a fine estate. Il caso dei vermi nella cella del cimitero di Feltre ha evidenziato il problema delle tante salme in attesa della cremazione. Sentiamo un po' allora come si sta risolvendo questa questione. Invece parliamo di questo capriolo impazzito che ha aggredito delle persone ed è stato abbattuto per questo. In attesa di sapere se era stato o meno contagiato dalla rabbia, l'ipotesi più accreditata è quella del maschio in amore che difendeva il territorio dagli estranei. Sentiamo. Adesso invece ci separiamo solo per qualche istante, le previsioni del tempo, linea alla regia, ma restate con noi. A tra poco. E siamo arrivati alla fine di questo telegiornale, non ci sono aggiornamenti dell'ultimo minuto, vi ringrazio per l'attenzione e l'appuntamento è naturalmente per domani, se lo vorrete. Arrivederci. E torniamo ora a parlare del maxi sequestro edilizio disposto ieri dalla magistratura a Chioggi. I destinatari del provvedimento si difendono e sono pronti a chiederne i riesami. I dettagli nel prossimo servizio. E le decisioni del Consiglio dei Ministri non tengono conto delle specificità e dell'importanza del nostro territorio e rischiano di far collassare l'intero sistema giustizia del Veneto. È l'allarme lanciato da Daniele Grasso, che è il presidente degli ordini degli avvocati di Venezia, che boccia il provvedimento del Consiglio dei Ministri di oggi. Via libera definitivo al decreto legislativo di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, in base alla quale vengono cancellate le sezioni distaccate del Tribunale di Venezia situate a Chioggia, Dolo, Portogruaro e San Donato di Piave. Sono molto preoccupato, ha detto Grasso, per queste scelte pagheranno prima di tutto i cittadini i cui diritti d'ora in avanti non verranno più garantiti. E con la novità del nostro palinsesto si chiude anche il telegiornale, grazie naturalmente per l'attenzione, ci vediamo domani, arrivederci. Niente code sulle strade della montagna bellunese, traffico intenso ma non caotico. Sarà diverso il rientro atteso già domani ma anche sabato e domenica. La montagna segna comunque un meno 30% per quanto riguarda proprio le presenze. Sentiamo allora il primo servizio. E anche le emergenze sono in calo in quest'estate, sottotono per il turismo in montagna, ma dal SUEM 118 lanciano un nuovo allarme. In montagna aumentano i malori, il servizio. Invece adesso diamo subito la linea alla regia, ci sono le previsioni del tempo, a tra poco rimanete con noi. Eccoci di nuovo in studio, adesso invece vediamo lo spazio dedicato a voi telespettatori con la nostra rubrica UTG Estate, dunque vediamo insieme le foto che ci avete mandato dai luoghi di vacanze, le bellezze poi che avete immortalato. Linea alla regia per questo. Pendolari della ferrovia sulla piede di guerra contro Trenitalia e la Regione. Da gennaio un comitato di cittadini che viaggiano tutti i giorni sulla Calalzo-Padova ha raccolto dei dati sui ritardi e anche sui disservizi. L'ultimo stamattina con il treno delle 5:30 che ha tirato dritto praticamente in tutte le stazioni del Bellunese, lasciando i lavoratori a terra e ad attendere il convoglio appunto che è passato un'ora più tardi. Allora intanto sentiamo un po' la polemica. E prima di dare la linea alla regia per le previsioni del tempo, sentiamo un po' in dettaglio gli effetti di Beatrice, che ricordiamo è l'ultimo anticiclone, che fa sentire appunto i suoi effetti anche tra le Dolomiti, temperature minime in picchiata anche fino a 10 gradi in meno rispetto alla notte precedente. I media si sono registrati oltre 4 gradi in meno rispetto alla norma del periodo. A Belluno si è passati da una minima di 17,6 gradi a 7,9, ad Agordo da 16,2 a 7,1, a Santo Stefano da 15,1 a 5,3. Insomma, le temperature minime più basse si sono registrate poi a Cima Canale, in Val Visdende, dove la colonnina di mercurio si è fermata a 1,8 e al Pian Cansiglio, dove addirittura si è fermata a 1 grado. Insomma, un po' freddino. E adesso diamo la linea alla regia invece per le previsioni del tempo. Un ben ritrovato in studio e adesso andiamo subito a vedere le immagini che ci avete spedito voi telespettatori, perché appunto lo spazio di UTG Estate è dedicato proprio a voi. Vediamo allora le immagini più belle delle vostre vacanze. Partiamo subito con il primo servizio. Avete sentito, è finita sotto sequestro una parte del cantiere della centralina idroelettrica in costruzione in Valle del Mis. I sigilli del Corpo Forestale sono scattati nel pomeriggio di ieri, soddisfatto il Comitato Acqua Bene Comune. Allora sentiamo proprio le parole dei rappresentanti del Comitato. Lo stop al referendum di Feltre non ferma però i rappresentanti di Belluno Autonoma, niente polemica, assicurano, intanto lanciano un appello ai sindaci, quale sentiamo.
E ora sentite questa storia, è finita bene. Dopo 28 anni di precario ha ottenuto la sua prima cattedra di ruolo. Un miraggio diventato realtà, assicura Fabrizio Pramia, un insegnante zoldano, simbolo dei precari bellunesi. Naturalmente l'abbiamo intervistato proprio mentre festeggiava. Guardiamolo. Naturalmente ci uniamo, ci complimentiamo perché ha avuto davvero tanta pazienza, insomma. E adesso invece andiamo a vedere dove siete andati in vacanza voi telespettatori. UTG Estate, la nostra rubrica, infatti permette di immortalare i posti più belli. Guardiamoli insieme. E adesso, viste queste stupende immagini, diamo invece la linea alla regia, le previsioni del tempo. A tra poco. E con questo abbiamo concluso il nostro telegiornale. Non ci sono altre notizie, l'appuntamento è per domani. Arrivederci e grazie per averci seguito.